È il momento del traffico e del meteo, è il momento di Mimmo Calore. Grazie Marco per la linea, un ciao ciao con la manina a tutti voi a casa, sempre pronti per darvi info su traffico e meteo del nostro splendido Veneto. Come diciamo noi veneti, canocce e canestrei si sempre più bei. Io non conosco un veneto che dica questi proverbi. Proverbio tipicissimo veneto. Iniziamo. Marco, ci arriva una notizia appena sfornata. In provincia di Rovigo ci sono code per curiosi, un fatto particolarmente curioso. Folle di bambini hanno intasato la strada per il ribaltamento di un camion di biscotti. Ma dove? A Loreo. Poi restando vicino a Rovigo segnaliamo la presenza di diverse buche su strade, la presenza anche di cantieri mobili per chiuderli. Ma dove? A stroppare. Ma perché continuo a chiederti mie domande? Ma restando in zona segnaliamo rallentamenti per curiosi in direzione Barcellona verso la tangenziale. A bordo strada si è sparsa la voce che ci sono 4 ragazze praticamente molto avvenenti e quasi nude che fanno l'autostop, ma vi diciamo che potete proseguire tranquilli, queste ragazze non ci sono più perché un camionista è passato di là e ha dato loro un passaggio, ma d'altronde si trattava di un camion rimorchio. Ovvio. Certo, senti, abbastanza evidente. Togomi un camion e te tirso. Prima di salutarci, noi vi ricordiamo che nel fine settimana è previsto un aumento delle temperature a causa dell'arrivo di venti meridionali da sud. Al momento ne vedo che ne ci arriva solo uno. Aspettiamo gli altri 19, ma prima di salutarci ringraziamo anche lo sponsor che permette la messa in onda di queste splendide notizie così precise sul nostro Veneto. Uno sponsor che sarà felicissimo evidentemente della precisione. Grazie Marco per i complimenti. Se avete bisogno di calzature o di un carro attrezzi rivolgetevi a Lacide Scarpe. Lacide Scarpe, carro attrezzi e calzature allo stesso tempo. Se rimani a piedi puoi farlo naturalmente in modo comodo. Lacide Scarpe. E per il momento finisce qui. Ciao ciao con la manina. Ti stacco che a manina.